Una riflessione sui morti della strada statale Agrigento-Raffadali ci arriva in relazione dall'ex onorevole Agostino Spataro del Partito Comunista, che afferma: che fare? Le ultime notizie di scontri mortali sul tratto della strada Agrigento-Raffadali, strada statale 118, provocano un grande dolore per le vittime coinvolte e per le loro famiglie e incrementano la preoccupazione di quanti, lavoratori, studenti e famiglie, percorrono quotidianamente questo bel tratto di strada, reso insicuro dai comportamenti non conformi al buonsenso e al codice della strada, di taluni adusi a percorrerlo ad alta velocità, ben oltre il limite invalicabile di 90 km all'ora, improvvisandosi, azzardando sorpassi anche su tratti segnati dalla linea continua o addirittura dalla doppia linea continua. Per fortuna non sono tantissimi coloro che violano le norme del codice stradale, mettendo a rischio la loro vita e quella di tantissimi corretti automobilisti che la rispettano. Tuttavia, conclude l'onorevole Spataro, il problema esiste, si fa sempre più grave e minaccioso e riguarda in particolare le comunità servite da questa strada nel tratto indicato e precisamente Agrigento, Ioppolo, Giancazio, Raffadali e Santa Elisabetta.